L'inizio dell'anno scolastico avverrà nel Paese in modo autonomo e diversificato per regione, città e probabilmente per scuola. In molte regioni italiane la campanella suonerà in giorni diversi e in orari diversi per consentire ingressi separati, scaglionati e non si sa ancora se molti di questi continueranno a lavorare a distanza. Rispetto alla data di inizio per il 14 settembre, alcune regioni e città faranno tornare in classe gli studenti il 7 settembre, come ad esempio oggi a Bolzano, in Friuli il 16 settembre, la Sardegna rientrerà il 22, Puglia e Calabria il 24. Anche la Basilicata e l'Abruzzo torneranno in classe il 24, come probabilmente la Campania, pronta a rinviare il suono della campanella a quella data. In Sicilia l'inizio dell'anno è previsto il 14 settembre e molto probabilmente molte di queste il 24. Regna comunque un po' di incertezza e preoccupazione ad una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico segnato dall'emergenza Covid-19. 7 genitori siciliani su 10 non hanno ricevuto comunicazione ufficiale dalle scuole sulle modalità organizzative e sulle norme comportamentali per il prossimo anno scolastico e solo più di un genitore su 5 sapeva già se la classe del proprio figlio sarebbe stata divisa in gruppi. Si tratta di una indagine condotta da Ipsos, la scuola che verrà, attese, incertezze e sogni all'avvio del nuovo anno scolastico, per conto di Save the Children. I genitori temono, si legge nel rapporto Ipsos, che i loro figli possono avere difficoltà di apprendimento. Pesa anche e soprattutto da parte dei genitori degli alunni siciliani la crisi economica e la difficoltà di non poter acquistare libri scolastici, non poter garantire la mensa ai propri figli e le attività extrascolastiche. La scuola è il luogo dove si combatte in prima linea la battaglia contro la povertà educativa. Servono scuole sicure, aperte tutto il giorno, accoglienti verso chi affronta maggiori difficoltà e in grado di far fronte alle crisi presenti e future. La riapertura della scuola è una sfida sulla quale occorre investire tutte le energie e le risorse, dice Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children. Saranno queste indicazioni a fornire il tasso sulla dispersione scolastica e sulla povertà educativa o il fallimento dell'intera politica di ripartenza del Paese.